Mariglia. Piccole e grandi imprese a tutela dell'identità sarda. Di Luca Pinna, a cura di Stefania Martis. Un cordiale buongiorno ai nostri radioascoltatori da Luca Pinna per questo nuovo appuntamento con Mariglia. Oggi vogliamo parlare di costumi tradizionali della Sardegna che rappresentano un elemento importante della nostra identità. Così come viene apprezzato il mare della Sardegna, i colori della natura, anche i colori dei costumi tradizionali catturano sempre l'attenzione dei turisti. In Sardegna sono 377 i comuni, quindi verrebbe da pensare che altrettanti potrebbero essere i costumi tradizionali dell'isola. E oggi ne parliamo con Giuliano Marongiu, che è un esperto di tradizioni popolari, cantante, un divulgatore, anche il conduttore televisivo, ed è stato promotore di tantissime iniziative. Attraverso lui parleremo anche di questi piccoli progetti che spesso trovano vita nei comuni della Sardegna e che puntano proprio al recupero delle antiche tradizioni. Buongiorno Giuliano. Buongiorno a voi e grazie di questo invito. Allora, io dicevo 377 comuni della Sardegna, possiamo parlare di un numero altrettanto elevato di costumi tradizionali? Ma forse non c'è una coincidenza diretta fra il numero delle località e il recupero, ecco, che all'interno di queste comunità è avvenuto per il ripristino di queste parti che sono state messe insieme per ridare un valore all'identità. Ma certamente si può dire che all'interno di una stessa comunità spesso si sono recuperate le diverse tipologie del vestiario tradizionale, quindi questo è sicuramente un discorso interessante. Quello che c'è di bello è che tante associazioni nel tempo hanno lavorato, ecco, per il recupero, la promozione e la divulgazione di ciò che è uno dei segni identitari del passato. Ecco, tu hai parlato di più costumi di un'unica comunità. Certamente, perché poi all'interno di una comunità esistevano le classi sociali, esistevano le appartenenze e questi aspetti erano spesso contraddistinti proprio dalla tipologia del vestiario che si indossava. C'è una citazione di Fabrizio De André che ci dà il senso di questa ricchezza, quando lui dice che la vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi, 24.000 chilometri di foreste, di campagne e di coste, questo paradiso terrestre che se noi lo dovessimo immaginare probabilmente lo immagineremmo così come questa Sardegna. Ecco, in questi 24.000 chilometri abbiamo però poi questa stratificazione del tempo che è avvenuta anche grazie o per colpa, non lo so, a seconda delle letture di chi ci ha visitato nei secoli, che hanno però portato questa cultura ricca e varia che di località in località ci caratterizza anche e molto spesso nel vestiario tradizionale. Ecco, da attento osservatore, quanto si è perso in termini appunto di caratteristiche peculiari di questi costumi tradizionali in Sardegna? Ma più che altro anche da attento ascoltatore, perché poi io per il lavoro che faccio ho la possibilità di dialogare un po' con tutti. Si è perso tanto e tanto si è recuperato. La paura e il timore che oggi si ha è quello che in questo recupero si sia un po' a volte sommari, un po' arbitrari nel mettere insieme le cose, quindi nel pasticciare un po' la tradizione. Vero è che è un recupero della memoria spesso, oppure un recupero dato dall'iconografia, da quelle che sono le ricerche e le attestazioni che i viaggiatori, per esempio, ci hanno lasciato scritte in questi viaggi e in questi percorsi. Il timore, ecco, oggi, soprattutto nelle grandi manifestazioni, nelle trasmissioni televisive, in quei luoghi dove c'è il raduno e l'offerta di una tradizione, di questi progetti che arrivano dalle varie località, è che non si sia attenti al rigore, alla misura, al rispetto, al mettere insieme cose che sono eccessive rispetto a cose che invece devono avere la loro pulizia. Ecco, anche in questo recupero che a volte gode degli occhi del tempo in cui si recupera e quindi magari un pochino sporca la verità. Ecco, mentre tu parlavi mi veniva da pensare che molto spesso questi costumi vengono esibiti nelle grandi manifestazioni, pensiamo alla sagra di Sant'Efisio, quella del Redentore, eccetera. Però ci sono ancora dei piccoli paesi della Sardegna dove si conserva ancora l'usanza, per le donne soprattutto, di indossare questi costumi. Sì, ci sono ancora delle realtà che resistono. Noi citiamo spesso Desulo, Busacchi,
A Busacchi è stato addirittura messo in piedi un museo, ecco, del costume tradizionale del lino, quindi sono stati fatti dei censimenti che ci restituiscono anche dei numeri importanti, perché poi il costume è una dote, è un prezioso, è qualcosa ovviamente che ci fa conservare la memoria attraverso questi elementi. Babbo ci ha laccato, la metto parti di sorpresa, con un figlio ruio con lo suo, un viaggio sul cinema tra umano, e mai laccato un monti mocchezzi di cacchi. Ma tu ti sei tanto io la casa e tutto chi so che avere entrato, gli tiri muti rotto col teatro, da poi di 6 mesi che me ne era andato, faria uno camposanto bombardato. Cantavoli signori, vento di comandata con motelli, soldi di babbo le spesi tutti, in così buoni medicine e giornali, che dottitolo che tranni agli occhiali. Ma me motelli campata signora, tutto lo conosce e mi ti paroi, la troia mogliani da mangiare a serra, i titoli sono brutti di terra di ozzu, e andare da cui io a sacarte schiraccu. Ancora in studio per questa puntata di Mariglia dedicata ai costumi tradizionali della Sardegna, e ci sono tante organizzazioni che si occupano della valorizzazione e del recupero di questi costumi. Una di queste è l'associazione Quartiere Villanova di Cagliari. E al telefono abbiamo Antonello Piras. Buongiorno Luca. Buongiorno Antonello. Senta, in che cosa consiste questo lavoro di recupero dell'antico costume cagliaritano? Ma diciamo che è un'impresa che non è ancora terminata, nel senso che tanto si è salvato, archiviato, catalogato, ma vengono sempre fuori alla luce delle tavole di ignoto dell'Ottocento, dei quadri che ben si sposano con quelle che sono state le nostre ricerche iniziate nel 1976. In quell'epoca noi avemmo ancora la fortuna di poter intervistare sul campo persone di 80-90 anni, quindi nate già alla fine dell'Ottocento, magari figlie o nipoti di quelle panattaras del borgo di Santa Vendrace oppure de Subrugu, corso Vittorio Emanuele. Immaginiamoci che l'ultima panattara cagliaritana muore nel 1970 all'età di 96 anni e indossava il costume ancora fino alla sua morte. Quindi i quartieri popolari rimasero ancora attaccati a quello che era il loro costume, la loro identità. Ecco, quindi il vostro è un lavoro di ricerca in continua evoluzione. In continua evoluzione. Quando la gente mi chiede ma il costume originale di Cagliari qual è? Se mi chiedi quale è originale ti dico che è questo, se poi mi chiedi se il costume è antico ti dico che non è antico, perché ovviamente oggi viene, il termine riprodotto è un termine che suona male, ma diciamo che viene riconfezionato così come veniva confezionato ancora nell'Ottocento e nei primi del Novecento. Quindi buon lavoro e buona ricerca ancora. Grazie Antonello Piras. Grazie a voi. Un altro comune dove si sta lavorando per il recupero e la valorizzazione dell'abito tradizionale è Bitti, nel centro della Sardegna. Al telefono con noi c'è Antonello Carzedda dell'associazione culturale Sasprennas. Ecco Antonello, voi come state operando rispetto ad altre organizzazioni? Che a Bitti siamo partiti in maniera molto più avvantaggiata rispetto a Cagliari, perché da noi non si è mai perso l'uso del vestiario tradizionale, in quanto c'è da dire che sino agli anni 80 molte donne si sposavano ancora indossando il vestiario tradizionale, quindi non abbiamo avuto grandi difficoltà nel ricercare o ricostruire, ma abbiamo dovuto solo valorizzare ciò che avevamo, praticamente aprire cassetti e tirare fuori. E da questi cassetti sono uscite varie tipologie di vestiario. Sì, a Bitti esiste anche un abito da signorina, da arditella se così vogliamo dire, nel senso che
una ragazza, per esempio, in passato, quando arrivava ai 25 anni, magari non si sposava, era già considerata una persona, così, passatemi il termine, passata appunto, quindi doveva cambiare le balze della gonna, magari da balza rossa a balza verde, quindi la distingueva, e questi costumi normalmente non venivano più utilizzati. Noi li abbiamo fatti tirare fuori e fatti indossare dalle ragazze del nostro gruppo. Oppure anche diverse acconciature, perché abiti nel corso dei secoli, dai primi dell'800 sino poi a metà del Novecento, le acconciature sono cambiate tante volte, e quindi noi magari cerchiamo di valorizzare tutte le varie tipologie di acconciature che sappiamo sono esistite nel nostro paese. Ma ci sono abiti e ragazze che ancora oggi scelgono di sposarsi in costume tradizionale? È molto raro, insomma, vederne. Ecco, magari se ne vede una o due all'anno, non di più. E spesso in certi anni assolutamente neanche una. Ecco, io immagino che molti dei nostri ascoltatori si staranno chiedendo che valore può avere un costume tradizionale sardo. Esiste un prezzo di valorizzazione di un costume antico che è oggigiorno valutato attorno ai 15.000 euro, e invece magari il valore per rifarlo con le stoffe attuali, magari si spende qualcosa di meno, perché giustamente, insomma, più o meno i prezzi sono questi, dai 10 ai 15.000 euro. Trattandosi di un vestito molto prezioso, immagino questo venisse trasmesso da madre in figlia. Normalmente a Bitti il costume veniva ereditato dalla figlia più grande, e le altre che quindi rimanevano senza. Quindi ora quelle che sono rimaste senza, giustamente si fanno rifare il costume, perché adesso, insomma, è bene che lo abbiano tutte, e quindi magari si inizia piano piano. Una volta si compra il panno, una volta si compra il velluto, una volta si compra il terziopelo. Chi giustamente non riesce a farlo tutto insieme, sto parlando, poi sì, avere poi il costume, ad avere tutto quanto il costume completo praticamente. Bene Antonello, noi ci auguriamo che anche attraverso la vostra attività dell'associazione SAS Prennas poi possa anche tornare l'abitudine a un utilizzo più frequente del costume tradizionale. Guardi, noi ci stiamo provando assolutamente. Grazie, buona giornata. A voi. Que tú no sos flores, de que en tu colores, que viven in pace, que ne guerrare. Que tú no sos ballos, que tú somos noi, seguimos a ballare, propizia su momento, comente esos flores que si muoven in pare, cando suento, sulla de su mare, sulla de esa terra, sa guerra io che guerra, che tape la terra e va la prosa paghe. Maso, somine, pensa solo a guerrare caso, somine, pensa solo a fare male casa, notte, nel mezzo coro, ma che ti homine, pensa lo saprai. Sta luna che splende in cielo, in stanotte calà la risposta sincera. Se non comprendo nada sa luna, che nel suo fuoco che arde in voi, ritte che ritte, voi ritte che ratte, non tiene motivo su vostro operare, che sono rayos del frate sole, scalda su mano e pure su buono. Maso, somine, pensa solo a guerrare caso, somine, pensa solo a fare male casa, notte, nel mezzo coro, ma che ti homine, pensa lo saprai. Que en tu colores que viven in pane, che na guerrare. Que tú sos ballos, que tú somos noi, seguimos a ballare, propizia su momento. Comenta esos flores que si muoven in pane, cando suento. Torniamo in studio, ancora questa puntata di Mariglia dedicata
ai costumi tradizionali della Sardegna. Giuliano Marongiu, anche recentemente c'è stata una manifestazione, come ci auguriamo ce ne siano delle altre, per la valorizzazione dei costumi tradizionali della Sardegna. Questa manifestazione si è svolta a Padru, un viaggio in Sardegna in tutti i sensi, perché questi comuni della Sardegna si sono radunati in questa località della Gallura per un confronto nel segno del vestiario tradizionale, ma anche di questa vita associativa che poi li ha riuniti tutti. Un museo in movimento. Quando si progetta l'identità, poi si ha anche il piacere di manifestarla. E il museo, in questo caso a cielo aperto, e questo però è un grande progetto, possiamo definirlo un grande progetto, questo del museo itinerante per la Sardegna. Assolutamente sì, perché lì in quel caso sono stati oltre 100 i comuni che sono dati appuntamento, quindi c'è stato proprio questo viaggio anche di alternanze cromatiche, questi sentieri dell'identità che davvero sono raccolti e raccontati in una sola sera. È la prima di una serie di iniziative? Sì, si era già svolta una iniziativa analoga a Tiana, un paese piccolissimo che ha veramente subito in maniera piacevole questa ondata di colori e di tradizioni con Colores de Verano, quindi a primavera. E c'è stata questa appendice estiva, serale, con grandi anche risvolti musicali, quindi è stata proprio una festa che la Sardegna si è concessa. Un'importante realtà che in Sardegna opera per la valorizzazione del grande patrimonio etnografico della Sardegna e quindi del costume tradizionale è il Museo Etnografico di Nuoro, che è stato edificato intorno agli anni 60 sul colle di Sant'Onofrio, quindi al centro della città. Noi abbiamo al telefono il direttore del museo, il dottor Paolo Piquereddu. Buongiorno. Dottor Piquereddu, innanzitutto quanti costumi possiede il museo? Bisogna distinguere tra costumi completi che superano il centinaio e poi le migliaia di capi anche sparsi che noi abbiamo, perché una delle caratteristiche della nostra attività è stata quella di proseguire, direi con un'attività quasi quotidiana, la ricerca, lo studio e l'acquisto e l'acquisizione, spesso attraverso donazioni, di abiti e di capi dell'abbigliamento tradizionale, quindi è un'attività in perenne crescita. Quindi avete un contatto diretto anche con organizzazioni culturali che svolgono questo tipo di lavoro? Abbiamo un contatto un po' in tutta la Sardegna, come lei sa, l'ente a cui fa capo il museo è un ente regionale che ha sede a Nuoro, che però opera in tutta la Sardegna, e quindi abbiamo contatti con amministrazioni, con Proloco, con le quali anche collaboriamo per molte iniziative di ricostruzione e di studio dell'abbigliamento popolare delle diverse località. Ecco, progetti futuri, dottor Piquereddu, per la valorizzazione di questa importante realtà sarda? C'è un grande progetto, direi grande e ambizioso progetto di ampliamento del museo etnografico che è in corso e che consentirà di triplicare gli spazi espositivi, di trasformarlo in un museo contemporaneo con tutte le funzioni che oggi un museo medio-grande come il nostro è un museo regionale, bisogna ricordare, e quindi anche con funzioni di consulenza nei confronti dei musei locali. Quindi il progetto consentirà di creare una struttura che certamente supererà per importanza i confini della nostra isola. L'importanza che merita, dottor Piquereddu, noi la ringraziamo e consigliamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando una visita al Museo Etnografico di Nuoro. Buona giornata, grazie. Altrettanto, buone cose. In Limontidi molla la manzana, una inamusti dina era bascendi. In Limontidi molla la manzana, un ciò a 90 ricci e moru era sfrascandi. E l'occhi si intuppesini il candy e le ascottesi dali mocci chiriculi e l'occhi la burrica aia
di lumari e ai donalitivi e scia maestrali e i dasi tonchi a bettolata i duri rispondi all'invito oh betta me la ina luna la betta me capitali di lana oh betta me bianca fortuna oh betto me l'occhi mi bruci lo betto me carrasciali di vai oh betto me lo cori mi cuci amori manno di prima volta la base suggi tutto il meri di chi sta molta amore rispetto di tutti noi di Petravana lo battato di chi stu cori Ancora in studio per questa puntata di Mariglia dedicata ai costumi tradizionali della Sardegna, ne stiamo parlando insieme a Giuliano Marongio. Ecco Giuliano, quali possono essere altre iniziative per diffondere la cultura del costume tradizionale sardo? Beh, sono tante e innumerevoli per fortuna. La vostra trasmissione di oggi è una di queste, che ovviamente offre la possibilità di far viaggiare un segnale attraverso le voci di chi poi opera per scelta, per professione in questa direzione. Questa Sardegna che ha le ossa molto antiche, per fortuna ha anche una visione moderna di voler rappresentare con le trasmissioni televisive, con le manifestazioni che si svolgono in tutte le località dell'isola. Abbiamo citato le grandi adunate, la cavalcata sarda, Sant'Efisio, il Redentore, però in ogni paese la festa è l'occasione poi, ecco, per aprire quelle cassapanche di cui abbiamo parlato, quei cassetti dove sono conservate queste realtà che ci portano indietro nel tempo e che oggi ci restituiscono il colore. Ecco, citavi le feste di paese dove spesso vengono invitati gruppi rock, eccetera, ma quanto spazio trova invece il costume tradizionale in queste occasioni? Per fortuna ancora molto. Non c'è festa che voglia richiamarsi alla tradizione che non indossi l'abito della tradizione. E per fortuna un aspetto che oggi non abbiamo toccato ma che è strettamente legato è quello dei gioielli, dei preziosi che completano e che sono altri segnali identitari di questo passato che fanno parte del vestiario tradizionale, che ci restituiscono proprio l'appartenenza. E anche su questi c'è un lavoro di ricerca? C'è un lavoro di ricerca attentissimo, c'è un lavoro di divulgazione, c'è una sottolineatura che va di pari passo e spesso è proprio elemento dell'abito tradizionale. Mi vengono in mente le ganciere dell'ogliastra che sono parte del costume, del vestiario tradizionale, non sono un elemento così d'ornamento e basta. Mi viene in mente Quartu Sant'Elena e Dorgali e non si potrebbe concepire il costume di Quartu e di Dorgali senza gli ori e gli argenti. Ma quindi prima abbiamo dato un'indicazione sul prezzo ipotetico di un costume, ad esempio di Bitti, che si aggira intorno ai 15.000 euro, questo ovviamente senza i preziosi. Tutto ciò che è prezioso è un valore aggiunto. E che cosa? Ma mi viene in mente, ecco, per esempio un elemento che mi torna forte, lo scialle di Oliena,
con quei ricami così particolari. È un capitale, solo questo elemento del vestiario, oltre a tutto il resto che è già colore e cura e dettaglio. Da tutelare e da conservare all'interno di una cassaforte. Insomma. E anche da ostentare, perché la Sardegna viaggia molto attraverso i suoi colori. Non mi viene in mente un'immagine che rappresenti la Sardegna, oltre ai suoi mari, ai suoi monumenti, alla sua arte, che non abbia anche il dettaglio di un costume. Bene Giuliano Marongio, noi ti ringraziamo perché è stata una puntata molto ricca di informazioni per quanto riguarda i costumi tradizionali della Sardegna e sicuramente abbiamo catturato l'attenzione di chi questa domenica mattina ci sta seguendo. Luca Pinna ai microfoni, la curatrice Stefania Martis, il tecnico Davide Zurru vi ringraziano, vi danno appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 9, sulle stazioni di Radio Rai Sardegna. Buona giornata e buona domenica. Avete ascoltato Mariglia, piccole e grandi imprese a tutela dell'identità sarda. Una produzione della sede Rai per la Sardegna. Direttore Romano Canna.